Andrea Trione, BPTV, siamo qui con mister Motta della Calvairate. Mister, le chiedo innanzitutto se questo è un pareggio che lascia più amarezza che soddisfazione, come ha analizzato dal punto di vista tattico la prestazione dei suoi ragazzi e se recrimina magari i suoi ragazzi appunto sul vantaggio qualcosa in più oppure no. Sì, sicuramente è un pareggio che lascia amarezza per quello che abbiamo fatto vedere in campo. Abbiamo fatto un primo tempo secondo me di qualità che oltre nella fase di possesso, comunque anche nella fase di non possesso, perché abbiamo rischiato su due azioni, ma abbiamo praticamente sempre condotto il gioco, abbiamo creato tanto, siamo stati poco lucidi nell'ultima fase. Siamo andati in vantaggio sul rigore, per me è troppo poco, come nel secondo tempo, i primi 20 minuti abbiamo avuto 2 o 3 transizioni per fare il 2-0, siamo stati poco lucidi, poi abbiamo preso questo gol di tacco su calcio d'angolo che può arrivare in questo momento. Se comunque ci arrivano gli episodi contro, lo dico sempre ai ragazzi, il demerito è nostro, dobbiamo migliorare sicuramente. Soprattutto il miglioramento, magari lei dice anche dopo il gol del pareggio si aspettava magari qualcosa in più anche dal punto di vista della reazione dei suoi ragazzi, magari Sì. provare a riportarla sul vantaggio alla Sì, partita. è vero che in contro troviamo una squadra in salute, una squadra che arriva da comunque risultati utili, una squadra che sta bene, una squadra attrezzata. Lo sapevamo, l'avevamo studiata, penso che la partita è stata approcciata nel migliore dei modi, ripeto, l'episodio ti può capitare contro, devi essere bravo, se hai la possibilità a andare sul doppio vantaggio e soprattutto poi a reagire, in questo momento anche fisicamente abbiamo pagato un po'. Grazie mille. Prego. Andrea Trione, BPTV, siamo qui con Lorenzo Bellantone, club manager dell'Ardor Lazzate. Prima domanda che le chiedo, è un punto che lascia più amarezza o soddisfazione dal punto di vista della classifica della partita? Insomma, è stata una partita molto fisica, siete andati in svantaggio, poi avete reagito trovando un gol straordinario. Le chiedo insomma un'analisi dal tuo punto di vista. Sicuramente è una prestazione importante contro una squadra altrettanto importante. Il secondo tempo non ricordo grosse parate del nostro portiere e questo dimostra che possiamo stare là davanti anche noi. Portiamo a casa questo punto, non voglio dirti se è un punto guadagnato o punti persi, va bene così, abbiamo fatto la nostra prestazione, la partita è stata aperta, come hai detto tu, è stata molto maschia, quindi va bene così, ecco, sono molto contento della prestazione dei ragazzi, potevamo fare sicuramente tante cose meglio, ma venivamo anche da una partita importante mercoledì in Coppa che ci ha portato via tante energie sia mentali che fisiche, quindi portiamo a casa questo punto. Ecco. Continuate anche la striscia di risultati utili consecutivi in campionato. Importante comunque anche non perdere determinate partite, avete giocato contro la prima della classe e avete dimostrato comunque di potervela giocare. Assolutamente, continuiamo questa striscia, non voglio dirlo troppo forte e adesso arriverà una settimana dove possiamo lavorare con calma, il mister può preparare bene tutto e poi abbiamo il Meda da affrontare nel migliore dei modi. Ecco. Grazie mille. A lei.